Voglio fare invece un passaggio rispetto ad una discussione che è emersa anche ieri. Non ho apprezzato infatti come si sia banalizzata una patologia importante come la ludopatia, che costituisce un costo sociale enorme, una sofferenza per chi ne è affetto, una sofferenza per le famiglie coinvolte. Con l'approvazione dell'emendamento del collega Mazzolini si certifica che il profitto vince su tutto, piuttosto che puntare su politiche di rilancio e di attenzione della montagna si punta sulle slot machine. Il collega Bolsonello ha fatto riferimento alla deroga durante il periodo del Covid, ma quella volta, come oggi, se l'è votata soltanto la maggioranza, perché il Movimento 5 Stelle votò contro e non si può battere a nostro avviso cassa sui più fragili. E ho ripreso questa questione per una considerazione, perché Assessore abbiamo notato che con l'emendamento 8.10.1 toglie 50.000 euro al capitolo che prevede i finanziamenti per il gioco d'azzardo patologico, riconversione sali, incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito. Ora immagino che non l'abbia fatto perché è insensibile al tema della ludopatia, ma solo perché dopo 7 anni non è ancora stato scritto il regolamento con cui elargire questi fondi. Infatti vengono tolti per il 2024, ma rimangono per il 2025 e le anticipo che a riguardo presenterò un ordine del giorno con cui vogliamo impegnare la Giunta a realizzare il regolamento in modo da mettere a disposizione subito i fondi per il 2025.